La festa è finita, ora si fa sul serio. Una volta smantellate le strutture che sono servite per la cerimonia di apertura della strada pedemontana, casello e asfalto sono a disposizione totale di auto e camion e il traffico, che come i gas tende a occupare naturalmente gli spazi vuoti, dimostra di gradire la nuova proposta. Siamo andati a dare un'occhiata alla viabilità del futuro e abbiamo imboccato la A31 Valdastico per vedere l'effetto che fa uscire dal nuovo casello posizionato fra gli svincoli già esistenti di Due Ville e Tiene. Tanto per cambiare, l'uscita di Due Ville è congestionata già alle 8 del mattino, con tutte le conseguenze del caso per le medie di percorrenza. Oggi è il primo giorno della nuova pedemontana veneta, siamo venuti a vedere al casello com'è la situazione ed effettivamente le macchine ci sono, le macchine passano e anche i camion. Adesso andiamo verso Bassano per vedere là com'è la situazione. Bene, da qui in avanti è tutto nuovo, scintillante e molto comodo, senza traffico e con medie di percorrenza davvero notevoli. Gli svincoli sono ancora in via di sistemazione e per la direzione ovest verso Vicenza ci sarà da aspettare ancora qualche tempo, ma la segnaletica è chiara e ci conduce rapidamente verso Bassano del Grappa. Ed eccoci qui, alla fine del percorso appena inaugurato, neanche il tempo di uscire dalla strettoia che rappresenta il collegamento con l'assetto viario e già ci troviamo catapultati nella vecchia solita carovana di auto e camion ai 30 all'ora. Alla fine, cronometro alla mano, abbiamo risparmiato una decina di minuti, evitandoci l'inferno della viabilità minore fra Due Ville, Sandrigo e Breganze, dove le colonne e i disagi sono all'ordine del giorno.